Mettere al centro la sicurezza del lavoratore e la sua qualità di vita. Con questo obiettivo ben chiaro, Vega Formazione ha inaugurato i suoi nuovi spazi formativi nella sede del centro direzionale Terraglio. Con il taglio del nastro, alla presenza dell'assessore al lavoro e allo sviluppo economico Simone Venturini, Vega Formazione ha raggiunto un nuovo traguardo, arrivando a 3.000 metri quadri di sviluppo, un record nazionale assoluto. Vega Formazione è ormai diventata una realtà a livello nazionale, se non la prima in Italia in termini di formazione sul lavoro. Più cresciamo, più persone formiamo, più divulghiamo la cultura della sicurezza. Migliorare il sistema di prevenzione che c'è in Italia per ridurre il numero degli infortuni è necessario fare formazione. In tal modo si incide sulla cultura della sicurezza, cioè sull'abitudine di fare sicurezza. Ormai da 15 anni abbiamo istituito l'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega, che analizza mensilmente i dati degli infortuni, sia infortuni complessivi sia infortuni mortali, e in particolare analizziamo gli indici di incidenza che sono suddivisi per regione, quindi individuiamo le regioni più a rischio. I nuovi uffici della sede rispettano i più alti standard di comfort, spaziosi e ricchi di luce garantiscono l'ambiente ideale per i lavoratori. Non solo, i nuovi locali sono frutto della completa riqualificazione di un luogo in disuso e sono stati progettati per dare nuovo valore a questo angolo del centro direzionale, armonizzandolo con gli altri uffici di Vega. Oggi sempre di più si tendono a fare corsi interattivi, corsi multimediali, quindi coinvolgenti, e devo dire con ottimi risultati. Tra l'altro proprio recentemente abbiamo avuto modo di collaborare con l'Università Cattolica di Brescia, che ha sviluppato uno studio proprio sulle modalità formative, su quale fosse la modalità più efficace, scoprendo che non c'è una modalità di per sé più efficace delle altre, ma anzi ognuna di queste ha vantaggi e svantaggi, e forse una miscela di queste diverse modalità dà i risultati migliori. Oltre 100.000 lavoratori formati, più di 5.000 corsi avviati sia in presenza che online. Questi alcuni dei numeri che comprovano il lavoro costante di Vega, in prima linea nella costruzione di una cultura della sicurezza che metta al centro la salute e il benessere del lavoratore. Una mission che potrà essere ancora meglio svolta nei nuovi spazi della sede mestrina. Oggi ci troviamo qui a inaugurare l'ultimo blocco di 800 metri quadrati di uffici che, sommati alle rimanenti aree, hanno raggiunto una superficie totale di 3.000 metri quadrati, tutte dedicate alla sicurezza. Per cui non mi rimane di ringraziare Vega Formazione per l'opportunità che mi ha dato.